In questo caso Veneto Agricoltura, che è il braccio operativo della Regione, è utilizzata dalla Regione per cercare di recuperare, ripristinare, rifunzionalizzare uno degli incubatori del lago di Garda. Il problema era che dei 3 incubatori realizzati già negli anni 80-90 ce n'era rimasto praticamente solo uno ed era in disuso e ormai se non intervenivamo poteva anche andare distrutto. Il compito di Veneto Agricoltura sarà quello di coordinare tutte le associazioni dei pescatori. C'è tanto interesse, abbiamo visto anche oggi, ci sono tanti pescatori che vogliono aiutarci a rifunzionalizzarlo. Perché? Perché uno dei compiti paradossali del pescatore è proprio tutelare la biodiversità. Noi dobbiamo, con progetti specifici che si terranno in questo incubatorio, tutelare la biodiversità del lago di Garda dal punto di vista ittico, quindi partendo dalle specie più piccole, quindi dall'alborella, fino alla specie più importante che è il carpione, che ricordo che è una razza che si trova solo nel lago di Garda e che è una di quelle razze che è in pericolo di estinzione. Quindi è questo il compito di Veneto Agricoltura in questo caso, stiamo parlando quindi non di biodiversità agraria ma di biodiversità naturalistica, tutelare la biodiversità.